Anche Treviso ha incoronato le migliori squadre provinciali per quanto riguarda la massima categoria giovanile. Parliamo delle finali Under 18 tenutesi a Crespano del Grappa. Nel femminile, Codogné ha vinto il titolo sconfiggendo le giovani della Spes Conegliano per 3-0. Sicuramente il nostro obiettivo era quello di vincere l'Under 18. Abbiamo delle atlete che si allenano con la B1, sono molto brave e quindi la società puntava tantissimo. I primi 2 set siamo entrate in campo un pochino agitate perché la responsabilità era grande, però credo che alla fine insomma ce l'abbiamo fatta, abbiamo giocato bene, con voglia, tutte 12, quindi è la cosa più importante. Una vittoria per Codogné ottenuta dopo anni e anni di lavoro con passione e dedizione. Per noi è una grande soddisfazione essere arrivate fin qui, anche perché ci chiamano le eterne seconde e essere arrivate prime per la prima volta è sicuramente una soddisfazione grandissima. Per Conegliano la seconda piazza soddisfa comunque, vista la giovane età delle ragazze. Il campionato è stato un campionato difficile perché comunque noi abbiamo una squadra molto giovane, addirittura di una media età di 14-15 anni, quindi è difficile a questa età giocare contro ragazze che hanno 2-3 anni in più, quindi sia a livello fisico che a livello di esperienza. Quindi bisogna fare un applauso alle mie atlete perché sono arrivate in finale provinciale, adesso andiamo avanti tra l'altro nel finale interprovinciali, quindi sono state molto brave ad arrivare fino a qui e speriamo di far bene anche in futuro. Per quanto riguarda invece la finale maschile, altrettanto netta è stata la vittoria della Sisley sulla Piave per 3-0. Diciamo che per noi è un'esperienza nuova perché da 3 anni a questa parte facevamo il campionato di Lega, quest'anno siamo ritornati a fare il campionato provinciale, quindi siamo un po' all'oscuro di quello che succede. Abbiamo una fase regionale, adesso la squadra è stata costruita con un obiettivo biennale perché sono quasi tutti ragazzi del 92, quindi faranno il campionato Under 18 anche l'anno prossimo. Però non ci poniamo limiti, insomma, pensiamo di migliorare un po' alla volta, poi quello che verrà. La Sisley è campione d'Italia di categorie e dalla finale provinciale riparte la rincorsa al titolo nazionale. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto Under 18 e quest'anno abbiamo un lungo cammino alla regionale dove troveremo Padova e Verona, sono squadre molto forti e poi spereremo di ripeterci anche quest'anno alle finali nazionali. Per i secondi classificati della Piave c'è comunque soddisfazione. Ora c'è la fase regionale con nuovi traguardi da raggiungere. I valori in campo si sapeva che erano diversi, molto diversi. Abbiamo cercato di fare il nostro, non sempre ci siamo riusciti, però non è stata male come partita, insomma. La Piave e Sisley nel maschile e Codogné e Conegliano nel femminile sono senza ombra di dubbio al momento le realtà con maggiori qualità nel giovanile della Marca. Conegliano sicuramente è la squadra di maggior blasone che ha la provincia di Treviso come nel femminile, che milita in A1, il Codogné è in B1, quindi diciamo ci sono 2 realtà veramente forti. Per quanto riguarda il maschile, la Sisley non devo parlare perché la conoscono tutti, il Volley Piave è una società che sta venendo fuori molto bene perché sul maschile sta lavorando molto bene, negli ultimi anni ha fatto bei risultati. Le finali provinciali di Under 18 sono state una bella vetrina per Crespano del Grappa, che ha fra l'altro una squadra in Serie D femminile. Un ringraziamento alla Federazione della Pallavolo per averci dato questa opportunità, un ringraziamento al nostro presidente di Fede che ha voluto fortemente questa manifestazione. Veramente dall'entusiasmo si vede quando lo sport è vero, quando lo sport conta, cosa significa sport. Veramente ci concilia lo sport tutto questo.